Soddisfazione del mondo della politica da destra a sinistra per lo stop alle grandi navi in bacino San Marco, ma resta l'incertezza sul futuro del comparto crocieristica. Green Pass per accedere a ristoranti, bar e mezzi pubblici. La decisione del presidente francese Macron accende il dibattito. Per Zaia serve un'azione coordinata. Caccia ai positivi nella Movida, tamponi gratuiti e su base volontaria negli ambulatori mobili dell'ULSS. Tre Serenissima nei luoghi di divertimento, dal Redentore alle sagre. Albergatori Save, Camera di Commercio e Comune insieme per il rilancio di Venezia e del turismo. Oggi presentata la squadra in occasione del Venice Hotel Market. Bimbo di 5 anni rischia di annegare nel primo pomeriggio a Jesolo. A dare l'allarme un turista, il bimbo messo in salvo dal bagnino dopo che la corrente lo aveva trascinato. Settantenne di San Donà di Piave picchiato a sangue da un branco di ventenni senza pietà. Il fatto accaduto domenica sera in via Ancillotto, l'anziano atteso sotto casa. Domenica dalle 18 diretta su Antenna 3 dedicata alla festa del Redentore con ospiti e collegamenti. Alle 19 la Santa Messa solenne dalla Basilica votiva dall'Isola della Giudecca. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Lo stop alle grandi navi inevitabilmente in apertura della cronaca di Venezia, con la soddisfazione bipartisan da destra a sinistra, ma restano diversi nodi da sciogliere, prevalentemente economici. Partiamo proprio da qui. Dal 1° di agosto le grandi navi da crociera non potranno più passare a ridosso di Venezia. Dopo anni di dibattiti e polemiche, il decreto varato dal governo Draghi dichiara il bacino di San Marco e i canali di San Marco e della Giudecca monumento nazionale, vietando il transito a qualsiasi nave superi le 25.000 tonnellate di stazza. In attesa di un porto offshore fuori dalla laguna, sono stanziati 157 milioni di euro per approdi temporanei a Marghera e ristori per i circa 3.000 lavoratori del comparto. Molte le reazioni positive da Francesco Galietti, direttore per l'Italia dell'Associazione Internazionale delle Compagnie Crocieristiche, che da 10 anni afferma chiedono di poter mandare altrove le navi, alla direttrice generale dell'UNESCO, Audrey Azoulay, che definisce il decreto un passo importante per la tutela di Venezia. Ma i nodi da sciogliere rimangono comunque parecchi e limitano gli entusiasmi. Il governo ha preso una decisione che era attesa da tempo, ovvero una decisione definitiva sulle grandi navi, ma a mio modesto modo di vedere si poteva aspettare 2 mesi, perché interrompere una stagione crocieristica a metà stagione, quando per quasi 2 anni il settore crocieristico non ha lavorato, può essere un danno per tanti lavoratori, per tante famiglie, ma anche per la città. Accanto alla tutela dei lavoratori, l'accelerazione imposta dal governo ne presuppone una seconda, per gli approdi alternativi. Ce n'è uno già disponibile a Marghera, bisogna fare gli altri previsti, bisogna pensare anche ad altre soluzioni dentro o fuori laguna che consentano di mantenere le navi a Venezia. Non possiamo rinunciare alla crocieristica, dobbiamo assolutamente ragionare immediatamente. I soldi ci sono perché sono stati stanziati anche dei soldi per i lavori. Il giudizio è poi positivo con riserva da parte di chi ricorda come il decreto Salva Venezia non sia la soluzione definitiva ai problemi della città. Potrebbe anche essere solo un modo per nascondere la polvere sotto il tappeto e tutti gli altri problemi denunciati dall'UNESCO rimangono, a partire dallo spopolamento della città, la scomparsa dei mestieri artigiani e altri problemi denunciati dall'UNESCO, ma chiaramente la parte visibile dell'iceberg sono le grandi navi e rimuovendo quell'ostacolo, nascondendo sotto il tappeto la polvere, si pensa probabilmente che gli altri problemi passeranno in secondo piano. Per il decreto sulle grandi navi a Venezia, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, sul tema dei risarcimenti non ho trovato il presidente Draghi avulso. Gli staff tecnici stanno già parlando a Roma e il decreto legge riporta spazio per la trattativa. In questo contesto, ha aggiunto Zaia, dovremo pensare a una rinegoziazione della concessione di Venezia Terminal Passeggeri. Con il Covid molte concessioni sono state infatti prorogate. Qui oltre al Covid abbiamo i lavori per il nuovo terminal e i lavoratori vanno tutelati, così Zaia. Ma dal FAI a Italia Nostra le reazioni sono particolarmente fredde. Tra le associazioni che si battono per la salvaguardia di Venezia, la soddisfazione per il decreto del governo che ferma il passaggio delle navi da crociera a ridosso della città è piuttosto contenuto. Anzi, nel caso di Italia Nostra il giudizio è decisamente negativo. Le grandi navi
vengono spostate a Marghera, che non sarà un approdo provvisorio, perché 10 anni, come è stato calcolato il tempo che ci vorrà per fare un eventuale approdo esterno alla laguna stessa, 10 anni non è un tempo provvisorio. E poi fosse anche un mese di devastazione dei fondali, della morfologia lagunare, della laguna centrale, che è già un cratere. Un po' più soddisfatto il FAI, Fondo Ambiente Italiano di Venezia, dove però si concorda pieno sul fatto che sono diversi i problemi che rimangono irrisolti. Rimane l'enorme problema dell'inquinamento e sappiamo quanto inquinano le grandi navi. Rimane il problema di un sistema lagunare fragile che viene compromesso ad ogni ingresso di grande nave. E da ultimo, e non meno importante, rimane il problema dell'eccesso di turismo. Da anni Italia Nostra ha lanciato una proposta che, secondo l'associazione, poteva rappresentare una mediazione tra salvaguardia della laguna di Venezia e salvaguardia dei posti di lavoro. Niente navi, grandi navi nella laguna di Venezia, che ha una profondità naturale incompatibile con una portualità di grandi dimensioni, ma piccole navi e barche a vela, yacht, eccetera, qualsiasi tipo di imbarcazioni non inquinante alla marittima, cioè una riconversione della marittima a spese molto contenute e con la possibilità di non perdere il lavoro. Quindi questo sarebbe stato l'uovo di Colombo. Green Pass per accedere a bar, ristoranti, salire sui mezzi pubblici. La linea del presidente francese Macron accende il dibattito anche in Veneto con Zaia, che chiede un'azione coordinata. Intanto queste devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate, perché capite che questo non è una partita da poco. Cioè, voi immaginate solo una realtà turistica che dice ai suoi ospiti: da oggi funziona così. Si vota alla massima cautela il presidente del Veneto Luca Zaia nelle ore in cui mezza Europa, Italia compresa, guarda la mossa dell'Eliseo con l'introduzione del Green Pass anche per accedere a bar, ristoranti, mezzi pubblici. La questione, dice il governatore, è soprattutto pratica e riguarda la disponibilità su larga scala di vaccini. Se per assurdo si introducesse ora, noi abbiamo un contingente di cittadini che potrebbero in via teorica chiedersi di essere vaccinati e dobbiamo dirgli: guarda, tu al cinema, al ristorante, al bar e 3.000 altri posti non ci puoi andare prima di un paio di mesi, perché ti garantirò il vaccino a fine ottobre. Quindi io direi che questa è una partita da essere messa in mano al CTS. Dietro a questo fatto, se da un lato c'è la tutela di chi si è vaccinato, dall'altro è pur vero che si introduce l'obbligatorietà indirettamente. In attesa di sciogliere il nodo, e non sarà facile, la Regione apre nuove slot, destinatari soprattutto i più giovani. Oggi noi annunciamo che abbiamo 276.000 posti liberi fino all'8 settembre. Sono tutte prime dosi, e questo è importante dirlo, e sono a disposizione di chi vuole mettersi in sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico o altri cittadini che abbiano deciso. Intanto sono 261 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore, con un decesso. L'incidenza dei positivi si riavvicina così all'1%, esattamente lo 0,95, aumento che continua a non avere effetti sui ricoveri, con Zaia che ribadisce al governo di guardare il tasso di ospedalizzazione e non alla mera incidenza. Un appello che faccio è l'appello di dire che si faccia in modo che il calcolo, l'incidenza, il numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana sia un valore depotenziato per il passaggio di colore di zona, perché se no rischia di diventare pericoloso. Come si può dire, è controproducente fare il tampone. Con esso il tema della campagna vaccinale, evidentemente il punto è stato fatto proprio a Marghera dall'ingegner Fattori. Entro settembre la Regione Veneto dovrebbe superare l'80% della popolazione vaccinabile, detto se la popolazione chiaramente aderisce alla campagna. È questo l'obiettivo della Regione del Veneto da qui alla fine dell'estate, con l'immunità di comunità che appare tutto sommato vicina. Oggi su oltre 4 milioni di veneti il 64,5% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il ritmo quindi, nonostante il rallentamento delle consegne di inizio luglio, è quello giusto. I numeri sono confortanti
importanti anche per la fascia più problematica, quella degli over 60, con l'accelerazione imposta sulle seconde dosi. Per quanto riguarda la popolazione over 60, stiamo parlando di una coorte di 1.470.000 persone. Hanno avuto la prima dose 1.314.000 persone, quindi l'88% degli over 60, una percentuale importante. Le seconde dosi rimangono circa 200.000 ancora da effettuare, che verranno effettuate principalmente, il 75% di queste 200.000 dosi verranno effettuate da qui ai prossimi 15 giorni. Quindi entro il mese di luglio la maggioranza della coorte over 60 sarà coperta anche dalla seconda dose. Più in generale Pfizer ha sempre rispettato le consegne previste, recuperando anche lo scarto nel secondo trimestre, mentre Moderna ha avuto un crollo del 40% nel terzo trimestre di consegna. Caccia ai positivi nella Movida, tamponi negli ambulatori mobili nei luoghi del divertimento. Veneziano, Redentore, Milano Summer Festival, sagre di Malcontenta e Asseggiano. Armati di tampone sarà un luglio di fuoco per camper e vaporetto ambulatori dell'ULSS 3 Serenissima. Si tratta di un programma di screening gratuito a tappeto che viene svolto nei principali luoghi di aggregazione estivi. Ci permetterà di vivere questi eventi di festa e socialità in sicurezza, dice il direttore dell'ULSS 3 Edgardo Contato. La cronaca ci porta a Jesolo. Oggi, dopo la bimba di 10 anni di ieri, un altro salvataggio dal mare mosso sempre nel mare jesolano, quando alle 14:30 dalla torretta 22 nei pressi di Piazza Milano è stato recuperato un bambino di 5 anni italiano portato al largo dalla corrente. Il bimbo è stato messo in salvo grazie all'intervento di un turista. E c'è la cronaca che ci porta anche a Sandona di Piave, dove un settantenne è stato aspettato sotto casa e pestato selvaggiamente a sangue da un branco di ventenni. Accaduto domenica sera in via Ancillotto. Erano una furia mai vista, potevano uccidermi, racconta l'anziano. Ricoverato si trova ora in ospedale, per anni autista di ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale. Stava entrando nella sua abitazione con l'auto ferma per aprire il cancello quando da un'auto qualcuno gli ha gridato di spostarsi perché bloccava il traffico. In corso c'erano gli ultimi caroselli dopo la finale di Wembley. Poco dopo si è consumato il pestaggio e su questo episodio stanno indagando i carabinieri. È stata invece ritrovata sana e salva la donna di 95 anni di Noale che si era allontanata di casa nella prima parte della mattinata. Una 95enne residente a Noale con problemi di demenza senile ha vagato per tutta la mattinata senza meta fino ad arrivare a Massanzago. È stata intercettata dai passanti e dalla polizia locale. L'anziana si era smarrita dopo aver camminato per diversi chilometri in evidente stato confusionale. Gli agenti arrivati sul posto sono riusciti ad intercettarla e rassicurarla, prestandole i primi aiuti. La 95enne non era in grado di riferire con esattezza né dove abitasse né quali fossero i suoi dati anagrafici, ma gli agenti sono riusciti ugualmente a contattare il figlio, grazie anche al fondamentale aiuto degli uffici demografici di Noale e della locale stazione dei Carabinieri. Nel frattempo i sanitari del 118 hanno verificato che la signora fosse in buono stato di salute fisica. Ritorniamo in Laguna per parlare di Venice Hotel Market, un vero e proprio piano di rilancio per la città. Secondo gli ultimi dati di Veneto al Lavoro, nel 2020 si sono persi più di 5.000 posti di lavoro nel comparto turistico veneziano. Tutta Venezia, direttamente o indirettamente, vive di turismo, che prima del Covid garantiva 3 miliardi di fatturato annuo. Così però fino al 2019, quando soltanto in centro storico si registravano quasi 13 milioni di presenze all'anno, con più di 5 milioni e mezzo di arrivi che stazionavano nei 419 alberghi presenti.
alberghi che attualmente in questo 2021 si sono ridotte a circa 400 strutture, tra queste pochissime quelle aperte nel corso di questa stagione estiva e precisamente il 60% nel weekend, che scende al 20-30% nell'infrasettimanale, cioè dal lunedì al venerdì, così dai dati incrociati dell'annuario del turismo del Comune di Venezia e di AVA, l'associazione veneziana degli albergatori. Sono soprattutto italiani, turismo di prossimità, e quindi parliamo di tedeschi, parliamo di austriaci, parliamo di svizzeri, francesi, qualche spagnolo, tutti coloro che possono arrivare in macchina. Ormai il mezzo di trasporto anti-Covid viene considerata la macchina, poca gente si fida a viaggiare aereo e quindi treno, e quindi chi viaggia in macchina, le code che ci sono ai garage a Piazzale Roma lo dimostrano, viene a Venezia. Inevitabile che questa sarà l'estate del turismo pendolare. Ora per la ripartenza bisogna pensare ad un turismo diverso. A dirlo anche l'assessore comunale Michele Zuin nel corso dell'evento Venice Hotel Market, la fiera degli albergatori, un vero e proprio piano e progetto studiato per la ripartenza del turismo a Venezia. Ad unire le forze con l'Associazione Veneziana Albergatori, Save, Camera di Commercio Venezia e Rovigo, con ristoratori, baristi e altri professionisti dell'ospitalità veneziana. Questo è un segno comunque a questo Venice Market di ripartenza, i problemi purtroppo non sono ancora finiti, però insomma sono in via di risoluzione, per cui in questo momento bisogna stare tutti uniti e cercare di fare ognuno il proprio compito per sbloccare la situazione. La politica con la sottoscrizione di atto costitutivo, statuto, codice etico, carta dei valori e programma nasce ufficialmente Coraggio Italia. La guida politica del nuovo partito sarà in capo ad un comitato di presidenza formato da Luigi Brugnaro, presidente quindi del partito, Giovanni Toti, vicepresidente, Gaetano Quagliarello e il padovano Marco Marin. Il quadrumvirato sceglierà coordinatori regionali, candidature, linea politica e organizzazione del partito. Oggi, 119 anni fa, crollava il campanile di San Marco da un frammento della vecchia struttura, custodito in un giardino di Venezia. Appena reso pubblico potrebbero arrivare informazioni preziose, soprattutto su quando fu originariamente costruito. Ciò che a un profano appare come il semplice pezzo di un vecchio muro potrebbe invece svelare aspetti importanti della storia di Venezia. Fino a ieri sconosciuti ai più, queste 4 tonnellate di mattoni, custodite da 119 anni in un giardino privato di Dorsoduro, rappresentano la maggiore testimonianza del campanile di San Marco crollato il 14 luglio 1902 e una fonte di informazione preziosa sull'età della struttura che per circa 1000 anni dominò la piazza più importante della città. Essendo l'unico resto strutturale del campanile, può al suo interno, con prelievi particolari, custodire ancora frammenti o comunque parti delle malte originarie che, se analizzate con appunto metodi chimici particolari, possono fornire indicazioni circa la loro composizione e anche a livello di cronologia. Gli altri frammenti sono però frammenti di mattoni che all'epoca della costruzione del campanile erano frammenti di riutilizzo, perché all'epoca non si producevano mattoni a Venezia, venivano riutilizzati mattoni delle città, dei contesti ormai abbandonati. Già ad occhio nudo si nota, oltre ai mattoni di epoca romana, anche qualche reperto lapide o persino un piccolo capitello di epoca bizantina, a testimonianza di come il vecchio campanile di San Marco fosse composto da materiali provenienti da altrove. Si capisce a che parte del campanile potesse appartenere questo pezzo? No, questo direi di no, ecco, non penso che poi forse dovremmo adesso l'abbiamo scoperto oggi anche noi, ecco, però magari dovremmo procedere a delle misurazioni, sicuramente dovremmo fare delle analisi di carattere chimico, archeometrico, perché forse più che capire a che altezza si trovasse della canna della torre campanaria, forse quello che possiamo capire, che sarebbe però molto importante, è la datazione. In ultima battuta occupiamoci di noi e della nostra programmazione, perché domenica dalle 18 diretta su Antenna 3 dedicata alla festa del Redentore con ospiti e collegamenti. Alle 19 la Santa Messa solenne dalla Basilica del Palladio, dall'isola della Giudecca, l'emozione del Redentore quindi tra festa religiosa e festa civile nella diretta di Antenna 3. Il TG di Treviso in via del tutto eccezionale sarà trasmesso al termine delle
e celebrazioni quindi a partire dalle 20:30. È tutto per questa edizione veneziana, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Prevale ancora una circolazione instabile, qualche pioggia anche nella giornata di giovedì 15 luglio e clima più fresco. Insomma, l'estate, per così dire, si concede una pausa, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento sulle aree di pianura e sulla costa. Nel corso del pomeriggio maggiori addensamenti in montagna dove potrebbero aver luogo degli acquazzoni che localmente non si esclude possano riguardare anche le zone pianeggianti. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui rovesci sui rilievi, andrà meglio altrove. Entro sera disturbi anche sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà alquanto incerto, con piogge sparse alternate a momenti più asciutti e soleggiati. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 26-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.